erano percorse da fiumi copiosi d'acqua, si potevano ammirare in leggiadro volteggiar nel cielo le folaghe di Segariu, paese anticamente chiamato per l'appunto Riu Folaga, prima di essere italianizzato in Sega. La folaga era un animale ufficialmente non gradito, anche perché si dice avesse odore di pesce, essendoci tra il pesce e la folaga una relazione molto stretta. Ciò nonostante era severamente proibito sparare le folaghe e gli uomini, sempre contrari alle costrizioni, le sparavano nascosti tra i cespugli. I ragazzini invece, secondo la leggenda, le sparavano di dietro al monumento di Mazzini. Anche le donne, pur tenendolo nascosto, sparavano qualche folaga ogni tanto, ma di solito, e non si sa perché, prima del matrimonio. Da che mondo è mondo si sono sempre sparate le folaghe e giustamente ammonivano i naturalisti, ogni folaga sparata è una vita in meno sulla terra. Le folaghe, nonostante tutto, non sono in estinzione, anche se, pur con l'emancipazione dei costumi, c'è chi ne spara ancora. La folaga è andata comunque trasformandosi col tempo. Oggi possiamo ammirare le folaghe circolari, le folaghe elettriche e le motofolaghe a miscela al 5%, ma sono molto rumorose e l'uomo preferisce sempre la tradizionale folaga a mano, anche se dopo averla sparata sente sempre come un senso di colpa, sente in effetti di essere un potenziale assassino. Povere folaghe, uccise a migliaia dall'uomo per un attimo di piacere, il tempo di uno sparo, e poi non vengono neppure mangiate. Uccidere per il gusto di uccidere è un comportamento da mezzo uomo, o meglio, da mezza folaga.